andiamo con ordine. È partito tutto ormai, direi un anno fa. Abbiamo fatto una riunione del gruppo giù a Roma e una del gruppo ha portato a Francesco per farglielo testare un pezzo di roccia proveniente dalla piramide della Bosnia, ok? Sì, in Bosnia c'è una piramide, sembra sia una collina, ma in realtà è effettivamente una piramide. Ci hanno anche fatto dei ritrovamenti, insomma. Ci sono i cunicoli, cioè. Ma la cosa che ci interessa è che dal punto di vista energetico, avevo già avuto modo di testare l'acqua della piramide e mi aveva colpito perché così a scansione ci sentivo qualcosa di elementale, ok? Chiamiamoli spiriti di natura, ok? Elementale. Non riuscivo però a comprenderlo, mi sembrava pulito, nel senso di consonante, quindi qualcosa di utile all'uomo, ok? Non di ostile. Però ho detto, boh, qui c'è una presenza elementale, boh, meglio andarci un attimo cauti, perché non è neutra, ok? Però la cosa si chiuse lì. Insomma, ci viene portato questo pezzo di roccia e ci fa testatela. Francesco la testa, noi la testiamo e ne rimaniamo perplessi. Perplessi perché effettivamente si poteva rilevare in questa roccia una sorta di, dai, un pacchetto di memorie. Ah, un sasso è solo un sasso, non ci trovi nulla in un sasso, ok? Ci trovi soltanto l'impronta dell'etere ambientale, dell'energia del luogo dove è stato lì per qualche migliaia di anni, ma non altro. Soprattutto esiste solo vicino alla materia, la sua forza, il suo etere esiste solo vicino alla materia, perché è solo un sasso, o dopo non c'è nient'altro. Trovi solo un riflesso di te se vai oltre. E invece in questo caso no. E qui ci ha lasciati, perché ci sentivamo invece una netta forza difensiva, quasi ostile, ci respingeva. Non era però ostile nel senso di negativa, era proprio una forza di difesa. Addirittura ci prosciugava se tentavamo di analizzarla, comportandosi come una difesa molto efficiente. Lì la cosa si è fatta interessante. Dava a tutti una percezione di qualcosa di alieno. Poi qualche mese dopo abbiamo approfondito il lavoro. Piccola premessa. Se vi parlo di qualcosa di alieno, non pensate a IT, non pensate a pleiadiani, a tizi con le antenne verdi. Lasciate stare, c'entra niente. Alieno è tutto ciò che esce dalle nostre facoltà percettive e dalla nostra consapevolezza. Ciò che è totalmente estraneo al nostro mondo interiore viene percepito e rilevato come un alieno. Quindi tutte le volte che, amici sensitivi, vi arriva che una certa cosa è aliena, ponetevi il dubbio. È alieno per voi o è alieno per tutti? Ed è alieno per questa terra o è alieno per l'essere umano? Mi spiego? Perché ad esempio in questo caso, sì, posso dire energie aliene, quelle della piramide della Bosnia, ma aliene perché appartengono, c'è un pacchetto di memorie in termini eterici e di forze in termini eterici che appartengono a qualcosa che non fa parte della nostra civiltà. Forse precedente all'ultima glaciazione, comunque precedente allo sviluppo dei nostri stessi schemi di coscienza, cioè le strutture per cui noi pensiamo e formuliamo pensieri. E qui è molto interessante la cosa, perché allora la domanda è che cultura ha costruito quella struttura e soprattutto ci ha lasciato questo imprint di forze? Qual era il fine? E cosa possiamo imparare noi da tutto questo? Per me la domanda è sempre questa, se no non mi metterei a studiare queste cose strane. Cosa posso imparare? E qui diventa interessante. E quello che vi riporto è che invece ci ha aperto la porta verso qualcosa che non ci aspettavamo. Allora, innanzitutto ci siamo resi conto che per analizzare veramente quel sasso, e poi ripetendo il test con la boccetta dell'acqua estratta dalla piramide, il modello delle dimensioni che usavamo fino a prima non era valido. Cioè, il modello per percepire che cosa abbiamo di fronte non andava bene.
stavamo su delle frequenze che non beccavano quelle. Immaginate una radio che becca delle frequenze che vanno fuori dalla scala della radio stessa. Hai bisogno di un'altra radio in grado di beccare quelle frequenze, ma quelle frequenze sono tutte sovrapposte, mi spiego. Per questo può sembrare ingannevole, non è che più su vado, più vedo. Non funziona così, è più mi sintonizzo su ciò che voglio scoprire che lo vedo. E qui ci ha aperto una serie di dimensioni che onestamente non facevano parte del modello canonizzato da tanti anni nostro e di altri. E la cosa ci ha stupito. Tanto che abbiamo cominciato a ipotizzare l'esistenza, prendetela così, ok? Prendete il classico concetto di uno spirito di natura, un campo, una sferetta di queste dimensioni. Quelli che trovi nei boschi sono tutti così, dai, sono dei simbionti. Vivono in sovrapposizione di solito alle piante, se ne nutrono e ne vengono nutrite, le sostengono e sono sostenute, scusate. Non sono né negativi né positivi, tanto quanto una ghiandaia, un tasso o una volpe sono positivi o negativi, tanto quanto un temporale è positivo o negativo, è natura, punto. Però appunto quelli che incontriamo normalmente sono robette di queste dimensioni, se poi cerchi di misurarle. Qualche volta trovi roba un po' più grande, spiriti di natura che sono stati alimentati nel tempo, ad esempio, dalla preghiera, da offerte votive. Sono tante le culture che fanno questo, sono cresciuti, hanno imparato a relazionarsi con l'essere umano e a fare delle cose, dare energia e chiedere in cambio delle forme di energia. Sono comunque forme di spiriti viventi, dai, puntini puntini. E magari li trovi un po' più grandi, ok? Ma qui ci si è aperto uno scenario. Ora devo ancora andare in Bosnia a fare un sopralluogo, però l'impressione è che a questo punto possiamo parlare di spiriti di natura di dimensioni notevoli. Se l'intera montagna fosse uno spirito di natura non mi sorprenderebbe minimamente, almeno i test fatti a distanza mi porterebbero in questa direzione. Esistono quindi spiriti di natura così grandi, talmente grandi che li calpestiamo senza accorgercene e quindi ci influenzano e li influenziamo. Qui potrei cominciare a divagare, ma allora bisogna andare in escalation: cellula, tessuto, organo. Spirito piccolino, spirito grande come un lago, spirito di natura che prende tutta la montagna, spirito di natura che prende tutta la pianura, e quindi uno che prende un intero continente, allora ragionevolmente può esistere. E noi siamo immersi in tutto questo senza esserne consapevoli, perché per essere consapevoli bisogna vedere le cose dal di fuori, distaccarcene con neutralità e poi porre un filtro e uscire. A quel punto cominci a notare una serie di cose che da dentro non potevi notare. Ma questo è un po' un diario di viaggio, sono interrogativi e non spiegazioni. Vedremo in futuro, ragazzi, a cosa porterà tutto questo. Un abbraccione.